Per quanto riguarda il 2014 dovremo affrontare il nuovo piano regionale per le attività estrattive su cui entro gennaio dovremo presentare delle osservazioni, e abbiamo inoltre la nuova legge che sta venendo avanti sull'uso del suolo. La contrattazione tra i poteri dei sindaci e quello che impongono le nuove norme della regione è tutta in mano all'ANCI. Dopo le nuove leggi sulla casa e quelle in via di definizione sulle attività di estrazione nel territorio, una partita che ha visto contrapporsi il Consiglio, che ha aperto alle riqualificazioni e agli ampliamenti per le famiglie, e i primi cittadini che hanno chiesto di non consumare ulteriormente il suolo. Oggi la Regione ha fatto sapere di aver completato il ciclo, limitando fortemente il consumo di suolo agricolo, che non va cementificato né sfruttato per scopi diversi da quelli d'origine. Ieri l'incontro a Venezia, alla presenza del ministro Flavio Zanonato, c'è spazio per la trattativa. Intanto l'ANCI si fa portavoce di un'altra partita, quella delle nuove aliquote della Tasi, che porterebbero ancora meno soldi nelle casse dei comuni. E poi il rinnovato accordo quadro ANCI-CONAI, che ha dato nuovo impulso alla costruzione di una banca dati sulle attività di raccolta dei materiali di imballaggio. L'accordo non è ancora concluso e confidiamo di portare a casa più soldi per il nostro territorio.